Sono in compagnia con il mister Montanari della Sevignanese. Mister, un punto che la accontenta? No, noi dovevamo provare a vincere, dovevamo vincere assolutamente per accorciare le distanze con Nova Feltre e con Diegaro. Abbiamo, secondo me, in questo momento qui fatto il massimo che possiamo fare, perché non è una scusa, le difficoltà, tanto a questo punto del campionato se sei lì vuol dire che le difficoltà le hai. Ultimamente abbiamo anche la panchina, quei ragazzi che non giocavano oggi erano quasi tutti a mezzo servizio, poi li ho dovuti buttare dentro lo stesso. Quelli che hanno giocato, qualcuno che ha giocato era poco allenato da un mese perché ha avuto degli infortuni, però secondo me sotto il profilo dell'impegno e della voglia ragazzi non c'è da dirgli assolutamente niente. Quel poco che creiamo oggi non l'abbiamo concretizzato per niente, è una costante che ci va, purtroppo ci andiamo dietro all'inizio dell'anno. Oggi a dire la verità 2 o 3 volte la palla è andata dentro, però ci hanno sempre annullati per un motivo o per un altro, poi alla fine buttandoci avanti, buttando il cuore in avanti abbiamo rischiato di prendere gol sull'ultima azione, però credo che non ci sia niente da recriminare per i ragazzi. Comunque la Sevignanese ancora ci crede? Ma noi finché non c'è una matematica che ci condanna non molleremo di una virgola. Adesso la prossima partita è fra 20 giorni e cercheremo di recuperare quei ragazzi e fare le ultime partite mettendoci ancora qualcosa in più e magari cercando di sfruttare un po' di più quelle poche occasioni che creiamo davanti. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi. Sono in compagnia con il mister Costantini del Nova Feltre. Mister, diciamo un punto guadagnato o 2 punti persi? Guarda, come vuoi, nel senso che credo che alla fine della partita forse sono 2 punti persi, però abbiamo regalato purtroppo il primo tempo dove loro si vedeva, sapevamo che loro venivano qua a provare a vincere la partita perché comunque avevano forse era, non dico l'ultima spiaggia, ma comunque era una partita fondamentale per loro. Per noi era fondamentale per provare ad andare a giocare per altri obiettivi, quello sì. Forse alla fine il risultato può essere anche giusto, un po' di rammarico c'è perché al secondo tempo comunque abbiamo avuto un paio di occasioni veramente grandi, anche l'ultima proprio al 93esimo è stata abbastanza grande, però a traversa di Mussa abbiamo fatto il secondo tempo molto meglio, però il primo non sono contento. Comunque, come ha detto il suo collega, ancora voi ci credete in questa salvezza? A questo punto è chiaro che toccherà passare per i play-out, è chiaro che bisogna guadagnare la griglia migliore, sarebbe importante giocarla in casa davanti a questi ragazzi che sono meravigliosi, è chiaro che giocarsi la salvezza in casa sarebbe importante. Ultima mia domanda, mister, lei è da poco che qua, come ha trovato questo Nova Feltre? Guarda, io ci sto lavorando da un mese, sono ragazzi eccezionali, sono disponibili al lavoro, sono molto attenti alle situazioni. Un mese fa quando li ho presi chiaramente la classifica non era più rosa, adesso un pelino l'abbiamo messa a posto, dobbiamo ancora lavorare tanto, adesso mancano 5 partite, dobbiamo raccogliere il massimo dei punti, abbiamo un paio di partite complicate, però adesso abbiamo 2 settimane in più per preparare la partita col Diegaro che credo sia una partita fondamentale. Mister, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie, auguroni anche a tutti voi.